Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, siamo su Alan Wake, voglio provare un po' di gameplay, non sono mai giocato proprio, vediamo un po' com'è. La grafica è tutta cannone, tutto super al massimo e andiamo, vediamo un po', speriamo senza problemi. Allora, guarda in alto verso la luce, ruota la telecamera. No. Ok, ciao. Guarda che grafica, ragazzi. Che graficona. Ok. Dovevo recarmi al faro. Sapevo che qualcosa di importante mi stava aspettando. Raggiungi il faro. Qua si può andare? Andiamo per di là, dai. Mi sembra più sicura. Il ponte era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Thermos. Ah, ok, niente. Allora andiamo per di là. Ma cos'è, un gioco horror, ragazzi? Cioè, non vorrei mai beccare un altro Amnesia. Guarda che graficone, però. Puttana miseria. Oh. Chi sei? E quindi? Non mi riconosci nemmeno, vero scrittore? No. Pensi di essere Dio? Oh. Di poterti inventare tutto ciò che vuoi? Oh. Di poter giocare. E che cazzo? Ma che minchia devo fare? Non mi riconosci nemmeno, vero Merda. scrittore? Andiamo via. Pensi di essere Dio? Di Occhio. poterti inventare tutto ciò che vuoi? Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto. Andiamo via. Bella. Non hai rispettato la scadenza. Puoi schivare gli attacchi, puoi schivare come? Cavolo. Maiuscolo. Bella. Non puoi fermarmi. Merda. Schiva, coglione. Ma dove cazzo? Sai che l'autostoppista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Madonna, oh, inquietante poi. Che graficone, ragazzi, che bello. Come ci si sente? Basta! Per mano della propria creazione. Per la propria creazione. Ciao raga. Ciao raga. Oh my god, che oh, fioi. Scampa. Scampa adesso. Scampa, muovite. Madonna che ansia. Mamma mia, oh. Muovite, 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 vai Alan, vai, vai Alan, vai, vai, vai Wake, Alan Wake, vai Wake, vai! È fatta! Signor Wake, sono io, Clay Stewart, ricorda? No, non mi ricordo un cazzo. Non c'è tempo da perdere. Siamo dentro, sconfitto un sistema! Oh no! No! No, non mi può morire così, non mi morire. Spara! Fuori! No! Maia, che male! Ai 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 ai! It's incredible! Oh! Ero in trappola. Non c'era via di scampo. Oddio. Spa!
Ma muori te, coglione obeso. Madonna che ansia, fiori. Oh! Oh! Il cottage era una trappola mortale, dovevo uscirne. Come cazzo esco? Ma dove devo andare, fiori? Segui la luce. Sei ferito. Sì. Dovresti stare nella luce. Solo lì sarai al sicuro. È un attimo, che cazzo! Ben fatto. Ho qualcosa da dirti. Sì. Fa più o meno così. Poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive, dove le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Sì, che bello. Capisci? Sì. No! Come sì, coglione? Sono entrato nel tuo sogno per spiegarti. L'oscurità è pericolosa, ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà, si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. Cosa? Guarda che Da guarda questa che parte non c'è tempo. non c'è tempo, non c'è mai tempo, a cagare, va. L'autostoppista è posseduto dalla presenza oscura. Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Prendi la luce. E dov'è? Raccogli la... Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Ce l'hai fatta. Bella. Quindi? Quindi? Non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora pericoloso, è ancora un nemico. Ecco, prendi l'arma. Dov'è? Raccogli il revolver. Dove cazzo è? Ah, ok. Ora morirai. Chi muore? Chi muore, scusa? Chi? 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 Fuck off. Bene, sei andato bene. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto. Ora ti restituirò il tuo sogno. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra. Ok, raga, allora, la prima parte la chiudiamo qua, così voglio sapere anche un po' di cioè un po' di pareri, se vi va qualche gameplay di sto gioco, che mi sembra bello, cacchio. Raga, una cosa, questa è importantissima, ragazzi, importantissima. Allora, io e il Bode abbiamo fatto su FIFA 12 una squadra pro club, però siamo solo in due. Abbiamo bisogno di giocatori. Assolutamente, chi vuole giocare può venire, non c'è restrizioni, niente. Quindi chi vuole giocare mi manda un messaggio qua sotto il video. E ci sentiamo o su Steam o su Facebook e ci mettiamo d'accordo per giocare, perché noi abbiamo voglia di giocare proprio tanto. Abbiamo fatto la squadra e insomma abbiamo voglia di fare un po' di partite col club. Ok ragazzi, quindi spero insomma di avere parecchia gente, perché ho proprio voglia di fare una robetta tutti insieme. Ragazzi, alla prossima. Ciao!